Il punto focale secondo me da cui partire è l'anima del locale. Ma anche creare proprio un'atmosfera in cui tutte le persone in qualche frazione di secondo si trovano a festeggiare assieme. Io odio un po' i social perché non li trovo la fortuna di questi ultimi anni, quindi un po' contro tendenza a quello che stiamo vivendo adesso attualmente, ho pensato ma il bar deve essere un posto dove si socializza, è sempre stato questo. Per continuare a vivere bisogna evolversi, chi sopravvive è quello che forse meglio si adatta al contesto che trova. Venezia è una città lenta, a volte immobile. Venezia è anche la città più bella del mondo per correre. Correre al buio o appena prima che sorga il sole è anche un modo per godersi la città prima che la vita cominci. Qui c'è una città che corre e che si incontra correndo. Correre ti cambia la vita, è energia buona per il corpo e per la testa. Quando corri, guardi avanti, verso il futuro.
Dunque, da quello che so io, una ricerca che fece mio fratello qualche tempo fa appena, risulta che mio nonno rilevò la rivendita nel 1928, sono quasi circa 100 anni. Qui a Venezia, grazie ai 30 milioni di turisti più o meno criticabili, c'è da dire che sostengono i chioschi. Credo che non se ne vendano più da nessuna parte. Gli stranieri, italiani, un crisi dappertutto, colpa ovviamente di internet e anche dell'abusivismo, poi si passa nei giornali uno con l'altro. Faccio un esempio, 20 anni mi è arrivata in mano una bolla, che eccola qua. 2004, ricevevo 115 gazzettini, quella volta là ne ho resi 25. 50 Repubblica ne ho rese 2. 20 anni dopo la situazione è questa: Gazzettini 10, poi ne renderò una metà. Repubblica 7 copie ne renderò, e quindi il crollo insomma è evidente. Le rivendite erano circa 40.000, sono adesso 15.000, ne chiudono una al giorno. Questa cosa delle esposizioni di giornali mi è cara, ma è solamente per bellezza, però, perché anche le riviste insomma hanno avuto quello che si chiama crollo. Si avvisa i visitatori che il cimitero chiude alle 16:30 a avvicinarsi all'uscita. Grazie. Madre amorosissima. Marito non meno che padre affettuoso. Beloved daughter. Martire eroica, che cedette per la gloria della patria l'unico figlio. Donna di forte tempra e benedette virtù. Chimico farmacista espertissimo. Prospettico scenografo. Lieutenant aviateur. Poeta e prosatore. Militi volontari. Ultimo discendente della famiglia. Per 40 anni educatore dei giovani.
stai murando, no? Venezia, giorno di osservazione numero 585.495. In un mondo di luci fluorescenti, odori chimici, loro continuano ad affrontare la loro esistenza, confinati nelle gabbie di vetro e metallo. Cercano di adattarsi alla loro nuova realtà nelle scatole di alluminio e cristalli. Man mano che la luce del sole filtra attraverso le finestre, si infilano con agilità attraverso le scatole di vetro lasciate aperte, scoprendo un territorio inesplorato di corridoi, un dedalo di stanze oscure. Cercano disperatamente un modo per rompere la monotonia, parlando, guardando dispositivi elettronici o semplicemente perdendosi nei propri pensieri. Chi ha inventato queste strutture comprende la necessità di migliorare le condizioni delle scatole, non solo per compassione, ma anche per garantire la validità dei risultati degli esperimenti condotti su di loro. Gabbie più ampie, gabbie arricchite con giocattoli e nascondigli possono ridurre lo stress e migliorare il loro benessere. Così, mentre continuano il loro viaggio nel labirinto delle piccole celle, c'è speranza per un futuro in cui possano vivere vite più ricche e soddisfacenti. È un polmone, perché taglia le teste, così non ci avrai il bassino. Grazie.